Non solo l'attacco al ponte di Rialto, i 4 kosovari della cellula jihadista arrestati la scorsa primavera a Venezia progettavano anche una strage a Carnevale, agghiaccianti retroscena dall'inchiesta. Tenta di investire col suo furgone un amico al termine di una violenta lite, arrestato per tentato omicidio un 43enne imprenditore padovano. Autobus prende fuoco, paura stamane a Sottomarina per i 50 passeggeri a bordo. La prontezza dell'autista ha permesso di scongiurare il peggio. Avrebbe ricevuto regali come cene o gioielli in cambio di favori a imprenditori, chiesto il rinvio a giudizio per un capitano delle Fiamme Gialle trevigiano che si difende. Solo rapporti d'amicizia, dice. Via libera alla consultazione per la separazione tra Venezia e Mestre, l'annuncio dell'avvocato della regione, l'udienza del TAR dove si discuteva il ricorso del comune. Il 6 marzo la giunta regionale indirà il referendum, forse voto a maggio. Ai nostri microfoni il professore trevigiano schiaffeggiato dal padre di un alunno ma finito sotto procedimento disciplinare. È paradossale, dice, la scuola deve tutelare gli insegnanti. 3 giorni in ritiro tra i monaci per studiare nuove tecniche di insegnamento. Un gruppo di docenti universitari della Facoltà di Agraria e Veterinaria a Padova ha scelto la quiete di un monastero ai piedi dei Colli Euganei. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare, come avete visto e sentito dai titoli, della blitz della scorsa primavera della Digos e della Procura Antiterrorismo di Venezia, che portò in carcere 4 kosovari accusati di essere una cellula jihadista pronta a colpire in centro storico a Venezia. Ci sono retroscena che emergono dall'inchiesta, dalle carte dell'inchiesta, retroscena che parlano non solo del ormai famigerato progetto di attaccare, di assaltare il ponte di Rialto, ma anche di compiere una strage a Carnevale. Sarebbe stato un carnevale di sangue nel cuore di una delle città più famose del mondo, un bersaglio mediatico notevole per chi come i professionisti del terrore è a caccia di visibilità globale. Il progetto del quartetto di kosovari bloccato la scorsa primavera con un blitz della Digos in laguna prevedeva anche questo, un attacco proprio nei giorni clou della Kermesse che attrae migliaia e migliaia di turisti e famiglie. Una strage in maschera per confondersi tra la folla, pronti ad agire armati di coltello per spargere più sangue possibile. È uno dei tanti retroscena ad emergere dalle carte dell'inchiesta che ha portato in carcere il leader del gruppo, il 27enne Aryan Babai, il 24enne Fisniki Bekai, il 25enne Dake Hazirai e un ragazzino di appena 17 anni. Dalle intercettazioni telefoniche di poco precedenti al blitz delle forze dell'ordine emergerebbe sempre di più la volontà di poter organizzare qualcosa di eclatante nei giorni della folla, utilizzando il coltello per uccidere gli infedeli. Ma sarebbe stato solo uno dei tanti punti del piano che, oltre a prevedere l'ormai noto assalto al ponte di Rialto, avrebbe portato a mettere nel mirino anche Piazza San Marco, la Basilica, il Campanile. Tutti questi bersagli potevano rientrare concretamente nel progetto stragista, da compiere non solo con il coltello e con esplosivi, ma anche con armi da fuoco pesanti, come i Kalashnikov. A Vicenza intanto la moglie accusa l'ex marito musulmano e lo denuncia, dice: per islamizzarmi mi ha picchiata e violentata. Il caso finisce in tribunale. Mi ha voluto islamizzare, facendomi portare il velo, costringendomi ad andare in moschea e a imparare l'arabo. Sono le accuse di una vicentina, lei fa l'ingegnere e ha denunciato l'ex marito marocchino con cittadinanza italiana di averla fatta precipitare in un incubo. Non voleva che andassi al lavoro e poi mi ha picchiata e stuprata. Questo è il racconto della presunta vittima in tribunale a Vicenza, supportata dalla testimonianza di un'amica. Ma l'imputato, che viveva in Belgio dove faceva il traduttore e ora lavora come operaio specializzato, si difende. Sapeva chi sposava, era lei che veniva in moschea. Io non le ho mai fatto del male, semplicemente si era innamorata di un altro e le ho scoperto i messaggini. Ora l'uomo deve rispondere di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia. Nel Padovano, nell'Alta Padovana, una lite che sfocia nel tentativo addirittura di investire una persona con un furgone e quindi è arrestato un 43enne imprenditore per tentato omicidio. Avrebbe tentato di investire col suo furgone un amico al termine di una violenta lite. Con questa accusa è stato arrestato un imprenditore di 43 anni residente a Piazzola sul Brenta. Minacce e offese che secondo l'accusa sarebbero sfociate nell'epilogo che ha fatto intervenire sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Padova e un'ambulanza del SUEM. La vittima, un 31enne di origine albanese, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella dove gli è stata riscontrata una frattura ad un piede.
Un autobus in fiamme stamane a Sottomarina, sono stati momenti davvero di paura per i 50 passeggeri a bordo che se la sono cavata per miracolo anche grazie alla prontezza dell'autista. Ci racconta questa vicenda da Sottomarina in diretta telefonica per noi Anna Maria Parisi. Anna. Sì, buongiorno da Sottomarina. Paura per i 50 passeggeri a bordo di un autobus della linea CTV che ha preso fuoco ieri mattina qui a Sottomarina di Chioggia, con l'autobus andato completamente distrutto e l'autista è diventato per tutti l'eroe del giorno, visto che è riuscito a mettere in salvo tutti i 50 passeggeri prima che scaturisse il rogo. L'autista infatti, capendo che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, dopo aver sentito un forte ed acre odore di bruciato, ha agito preventivamente mettendo tutti in sicurezza, come aprendo le porte del bus e facendo scendere tutte le persone in fretta e in furia, sebbene in sicurezza. Sul posto subito 2 squadre dei vigili del fuoco con anche i carabinieri. Per fortuna prima che le fiamme divorassero l'autobus a CTV tutti erano già in salvo, lo ribadiamo. Il rogo sembra sia divampato per un guasto tecnico, forse al motore, ma è ancora tutto da accertare. Per il momento da Sottomarina è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi da Sottomarina. Adesso la cronaca giudiziaria ci porta a Treviso. Corruzione, l'accusa pesante che pesa su un capitano delle Fiamme Gialle di Treviso. Sentiamo. Avrebbe ricevuto regali come cene o gioielli in cambio di favori ad imprenditori sfruttando il suo ruolo di finanziere. Per questi motivi la Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di un capitano delle Fiamme Gialle in servizio qualche anno fa a Treviso e poi a Vicenza. Le accuse vanno dalla corruzione alla rivelazione di segreti d'ufficio. Insieme a lui indagati a vario titolo altri 12 imprenditori. Le indagini iniziano nel 2014, quando le Fiamme Gialle durante un controllo a Vicenza sequestrano gioielli perché privi di documenti fiscali. È in quell'occasione che viene fuori per la prima volta il nome del finanziere trevigiano, che però respinge ora ogni accusa parlando di rapporti d'amicizia e dichiarandosi innocente. Nel pomeriggio ci sarà l'udienza preliminare che dovrà decidere se procedere con il rinvio a giudizio. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca per parlare di un argomento molto caldo a Venezia da mesi, da anni, la separazione tra Venezia e Mestre, la possibilità di indire un nuovo referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. Ebbene, c'è stata una svolta questa mattina a sorpresa all'udienza del TAR, con un annuncio della Regione che dà il via libera per indire questo referendum. Allora, Ilaria Marchiori in diretta telefonica per noi da Venezia per capire anche quali sono state le reazioni a questa sorpresa. Ilaria. Buongiorno da Venezia. C'è stato un vero e proprio colpo di scena questa mattina in apertura dell'udienza al TAR sulla meritevolezza del referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, di cui si parla ormai da tantissimo tempo. L'avvocato che rappresenta la Regione Veneto ha chiesto il rinvio della seduta perché la consultazione sarà indetta dal Consiglio regionale durante la prossima seduta del Parlamentino, che è prevista per il 6 marzo. Con ogni probabilità il voto sarà fissato a maggio, anche se Comune e Città Metropolitana hanno intenzione di presentare una richiesta di sospensiva. È solo una mossa elettorale, noi speravamo si discutesse nel merito, vogliono spostare tutto a dopo le elezioni, è stato il commento nell'immediato di Stefano Chiaromanni, uno dei rappresentanti dei comitati referendari. Tutto è destinato a durare ancora a lungo, continua. Il presidente Zaia aveva dichiarato che avrebbe deciso sulla consultazione solo dopo il pronunciamento dei giudici amministrativi. Ora invece, continua Chiaromanni, non si fa altro che allontanare la sentenza. È solo un modo per prendere tempo facendo il gioco di Cafarsetti. Nel mirino però ci sono anche i contorni dell'annuncio. Si tratta solo di una generica promessa di indizione. 2 giorni dopo le elezioni, continua Chiaromanni, quanto successo oggi non ci soddisfa, noi vogliamo discutere nel merito della meritevolezza del referendum, ma l'udienza è stata rinviata al 21 marzo. Dunque, nonostante ci sia stata questa sentenza esplosiva in mattinata, i comitati per una serie di motivi non si dicono ancora soddisfatti. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Ilaria Marchiori. Noi restiamo però a parlare di politica. Non c'è pace per il Movimento 5 Stelle dalla sentenza di un giudice di Roma chiamato a esprimersi sulla esclusione dalle parlamentari di un'attivista padovana.
arriva un giudizio abbastanza pesante nella sentenza, ovvero questo: nello statuto del Movimento 5 Stelle, dice il giudice, non vige la democrazia. Per il Movimento 5 Stelle sembra proprio non esserci pace. Tra lo scandalo Rimborsopoli e addii più o meno dolorosi, ora ci si mette anche la sentenza di un giudice del Tribunale Civile di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'esclusione dalle parlamentari di un'attivista padovana. La quarantenne non aveva digerito quell'assenza ingiustificata dalla piattaforma Rousseau e così si era rivolta al Tribunale per avere giustizia. Nonostante il suo ricorso sia stato respinto, nella motivazione si apre uno scenario destinato a creare nuove polemiche e malumori. Il giudice infatti ha scritto che nello statuto del movimento vi è un'evidente distanza dai canoni minimi di democrazia, parole che pesano su un movimento che a pochi giorni dal voto deve difendersi dagli attacchi che arrivano da più parti, e gli avversari non stanno certo a guardare, pronti ad aprire le proprie porte ai grillini fuoriusciti. È il caso di Forza Italia, con il suo leader Berlusconi, che infatti si è detto disponibile ad accogliere gli espulsi tra i pentastellati. Torniamo a parlare adesso di armi a scuola, perché c'è stato un caso a Mestre che ha scatenato una vera e propria bufera, una bravata con un dodicenne di una prima media che a Mestre avrebbe portato a scuola una pistola scacciacani con proiettili a salve. È stato scoperto dall'insegnante, che poi ha segnalato il caso alla dirigente. Genitori ovviamente dei compagni in rivolta per questa vicenda, con minacce di trasferire i loro figli da scuola, e domani ci sarà per questo l'incontro tra rappresentanti di classe e la dirigente. La dirigente scolastica peraltro spiega, mi hanno riferito, che si trattava di una pistola giocattolo con tanto di tappo rosso, quindi c'è una divergenza sull'arma, quindi non una scacciacani secondo la preside, ma una pistola giocattolo con tappo rosso. Non creiamo un caso, ha detto la dirigente, sentirò nei prossimi giorni la famiglia e decideremo cosa fare. Ovviamente però è un caso che è destinato in questo periodo soprattutto a creare dibattito e polemica, e la scuola e le polemiche attorno alla scuola ruotano attorno anche a un altro caso che abbiamo raccontato ieri, ovvero il caso del professore trevigiano di Paese, che è stato schiaffeggiato dal padre di un alunno, ma è stato poi posto sotto procedimento disciplinare, e ha scritto una lettera al ministro Valerio Fedeli, e ieri ha raccontato la sua amarezza ai nostri microfoni. Sentiamo. Aggredito dal padre di un alunno lo scorso 23 dicembre, ha scritto una lettera al ministro dell'istruzione Valeria Fedeli per denunciare di essere stato lasciato solo dall'istituzione scuola, che non solo non lo ha difeso, ma lo ha messo sotto procedimento disciplinare. Una prassi, ha spiegato la dirigenza scolastica, ma tant'è. Giuseppe Falsone, 42 anni, da 8, insegnante di matematica alle scuole medie Casteller di Paese, era stato schiaffeggiato dal padre di un alunno di etnia rom che aveva rimproverato. Oggi ha formalizzato dai carabinieri la denuncia nei confronti del genitore. Finora l'unico a rimetterci è stato paradossalmente lui stesso, da qui la missiva al ministro. C'è un sistema che secondo me va rivisto nelle costituenti fondamentali, perché non può essere che un docente che è stato aggredito abbia a suo carico anche un provvedimento disciplinare, se è effettivamente questo quello che prescrive la legge. Ovvero c'è bisogno di maggior tutela. Stiamo togliendo all'insegnante quella parte di autorevolezza che una volta aveva e di cui si fa sempre più fatica a reimpossessarsi. Gentile Ministro, inizia la lettera, mi sono chiesto se quello del parafulmine è il nuovo ruolo del docente, mi sono chiesto se è ammissibile per buon senso e messaggio educativo che un docente aggredito e ingiuriato debba difendersi dal fuoco amico di un sistema che dovrebbe tutelare i propri lavoratori e non certo difendere gli aggressori. Io chiederei al Ministro che si restituisca dignità alla docenza, si sgravino i dirigenti scolastici di tantissime responsabilità che hanno e per le quali poi devono essere costretti, si vedono costretti a tutelarsi, anche magari contro voglia, perché può essere successo anche questo, e che si introducano delle norme a tutela degli insegnanti. Falsone aveva anche meditato di lasciare l'insegnamento a dicembre, poi è stata proprio una lettera a fargli cambiare idea. Io devo assolutamente ringraziare i genitori della mia terza, i quali, avendo ben capito in che situazione mi sono trovato di demotivazione, di disillusione, e quindi professionalmente parlando molto difficile, mi hanno scritto una bellissima lettera di incoraggiamento e di solidarietà, ecco, e io grazie a quella lettera che ho avuto l'input per tornare a insegnare, perché ho capito che quando semini del buono
allora prima o poi quel buono fiorisce e mi ha richiamato in classe. Torniamo alla cronaca adesso, restiamo nel Trevigiano, nel Monte Bellunese, per l'arresto di un 38enne che non voleva rassegnarsi alla fine della relazione con la propria amante. Ha perseguitato per mesi l'ex amante che l'aveva lasciato per tornare dal marito. Un 38enne è stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri di Cornuda con l'accusa di stalking. Una storia d'amore clandestina andata avanti per poco tempo, quella tra lui e una 32enne sposata che a un certo punto ha deciso di interrompere la relazione con l'uomo, anche lui già impegnato. Ma non c'è stato verso di convincerlo a lasciarla perdere. Ossessionato dalla ragazza, ha iniziato a perseguitarla mandandole messaggi, telefonandole, seguendola fino al posto di lavoro. Proprio qui le aveva chiesto l'ennesimo appuntamento lunedì per cercare di chiarirsi. Lei ha allertato i carabinieri. Quando i toni della discussione si sono accesi e il 38enne ha strattonato violentemente la giovane, sono intervenuti i militari che lo hanno arrestato, chiudendolo per 2 notti in cella di sicurezza a Cornuda in attesa della convalida del provvedimento che dovrebbe avvenire questa mattina. Adesso ancora la cronaca, 2 cittadini cinesi arrestati in un blitz dei carabinieri in una casa di appuntamenti a Padova. I militari hanno fermato, oltre allo sfruttatore di alcune ragazze, anche un suo connazionale trovato in possesso di oltre 50 grammi di potenti allucinogeni e anfetamine, sequestrati oltre 12.000 euro. Adesso la pubblicità, poi ancora TG, prima edizione. Rieccoci in studio, telegiornale prima edizione, una notizia singolare che ha ancora a che fare con la scuola. Professori in ritiro nelle stanze dei monaci, una notizia che viene da Padova, 3 giorni di clausura totale per alcuni docenti universitari per concentrarsi sulle tecniche di insegnamento. 3 giorni in ritiro tra i monaci. Una trentina di docenti universitari delle facoltà di agraria e veterinaria hanno scelto la quiete dell'ex monastero di Monte Ortone ai piedi dei Colli Euganei, attualmente gestito dai salesiani, per un ritiro di 3 giorni alla ricerca di nuovi metodi di apprendimento da condividere con i loro studenti. La tecnica prevede l'isolamento totale e difatti i professori hanno dormito nelle celle dei frati, pranzato insieme nel refettorio, tutto senza alcun contatto esterno per i 3 giorni. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, ore 13 fra pochissimo e poi 20 e 10 questa sera con ancora una volta il nostro viaggio tra i candidati del 4 marzo, tra le politiche del 4 marzo. Questa sera in studio con Ferdinando Avarino, Lorenzo Polentes, candidato di 10 volte meglio, e Arnaldo Uccella del Partito del Valore Umano. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben trovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Sarà una giornata all'insegna delle nubi sulle nostre regioni, ma con scarse precipitazioni. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 21 febbraio. Sul Veneto cielo coperto praticamente su tutto il territorio regionale, ma senza fenomeni degni di nota. Vediamo anche le temperature. Le massime saranno comprese tra gli 8 e i 10 gradi. Le minime oscilleranno invece tra 1 e 4 gradi. Ci spostiamo ora a vedere il tempo che farà sul Friuli Venezia Giulia. Molte nubi anche su questa regione, ma qui saranno possibili maggiori spazi soleggiati, specie sull'Udinese e sul Goriziano. Per quanto riguarda invece le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi. Le minime invece saranno tra i 2 e i 3 gradi. Vediamo ora la situazione anche sul Trentino Alto Adige. Il cielo risulterà un po' coperto su tutta la regione, anche qui peraltro senza precipitazioni associate. Vediamo anche le temperature. Le massime saranno comprese tra 3 e 6 gradi. I valori minimi invece sotto zero, oscillanti tra -1 e -4 gradi. Vediamo ora anche la situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.